Si va verso uno sblocco della situazione in casa Akragas quando mancano ormai pochi giorni alle scadenze più importanti, tra l'altro interrogabili, come quella che riguarda l'iscrizione al prossimo campionato. Entro il 26 giugno si dovranno inoltre saldare le spettanze ai calciatori e versare i relativi contributi previdenziali. Tra una scadenza e l'altra rimane il problema del tecnico, con l'Ello di Napoli alla finestra ad attendere una chiamata che però non arriva, mentre il tecnico campano nel frattempo potrebbe finire, si dice, sulla panchina del Siracusa. Inutile dire che i tifosi biancoazzurri vorrebbero proprio Di Napoli allenatore per il prossimo anno, in segno di gratitudine per avere salvato con i suoi giovani la categoria. In tema di nuovi soci ci sarebbero almeno 2 imprenditori che potrebbero avere un volto e un nome entro questa settimana. La cosa viene data quasi per certa. A questo punto, dopo l'appello dei tifosi a Giavarini e Alessi a fare di tutto per mantenere l'Akragas in Serie C, arrivano insomma dei segnali che fanno tirare un sospiro di sollievo e aiutano ad allentare la tensione.